Convivere con i muri cadenti. Succede nel quartiere agrigentino di Fontanelle. Una pesante eredità lasciata dalla precedente amministrazione comunale, questa dei muri in procinto di Franare. C'è una strada in particolare caratterizzata dalla pericolosità dei muri di contenimento, un attentato per l'incolumità dei cittadini. È la via Alessio Di Giovanni, una via centrale dove hanno sede le scuole e la chiesa e dove alcuni muri vengono sostenuti, si fa per dire, da alcune travi in legno, con la vegetazione che nasconde il marciapiede. Una situazione incresciosa che dà la misura dell'abbandono in cui la zona è stata lasciata dalle varie amministrazioni comunali e in particolare da quella guidata dal sindaco Firetto. La situazione dei muri, diventati pericolosi ruderi, costituisce il rischio maggiore che si corre percorrendo la via di Giovanni, dove tra l'altro è scomparsa la segnaletica orizzontale. Se non è degrado, poco ci manca. Da qui l'attesa degli abitanti che hanno posto la fiducia nella persona del nuovo sindaco di Agrigento. Ed è a Franco Miccichè che Fontanelle chiede di recuperare il tempo perduto e dare finalmente le risposte, risolvendo problemi anche semplici come potrebbe essere la messa in sicurezza dei muri. Gli abitanti di Fontanelle non vogliono insomma vivere alla giornata, ma vogliono poter vivere in un luogo civile.